Su un millesimo di succhi a Gervoisi in Sardegna. E in cui li fattiamo ricchezza, che come arriviamo, americanos, tedescos, in francese, in inglese, roba che vi lasciamo ordinare in cui, no? Il turismo creata e fatti dinare. E tocca di sviluppare tutto questa ricchezza. Se la ricchezza non è sviluppata non fate di ricchezza, fate di miseria, che è una miseria, e di questo magari possiamo far vedere, a posto che è una miseria monetaria, economica, ma è mescamente una miseria mentale, che è la cosa peggio. Devo sapere questo, io voglio aggiungere una cosetta, devo sapere perfettamente d'accordo con Pintore su questo, ma no, c'è un altro aspetto pure a me importante in me, è questo proprio l'altro dia, videolino, vi ascoltando la trasmissione, vi andando che no, su già spacciato su Pru, parmigiano, reggiano e grana padano, adesso caso sardo. Non de pruso, ma le proporzioni diventano quasi come 36% caso sardo e 30-28% satro. No, se no che ne è peso papai grana padano, per carità, che è bello, piace da me pure, però mi pare che ci sia qualcosa che non torna in queste percentuali. E deve andare, canto gente, canto sardo, denti coscienza, adesso sarde che entrano nel supermercato e noi, a parità di altre condizioni in generale, con tutte le eccezioni ci può essere, certo, compro sardo. Io penso che proprio non ci sia questa coscienza. E questo dipende proprio del fatto pure che devo sempre questa questione di questa scuola che deve donare la coscienza di essere sardo su prima di essere altre cose, questo significa economia pure. E dunque a cappio, se comincia la lingua poi questo aspetto che si impara questa storia del popolo dona questa coscienza, chi non ci vuole usare la lingua, la coscienza non deve usare mai, o adesso la coscienza deve pago conto, come te cosa che ne uso in noso. C'è con quanto io ho qualcosa, una domanda? Sicuramente Senora fai da questa versione italiana. Sora, quando Giovanni Francisco mi ha fatto questa proposta di questo libro, e appunto mi deve lasciare fare una cosa, una cosiddetta. Io che devo fare una prova, un esperimento. E io sono uno dei gusti che dopo fatto altra volta, mi pare che non vago a fare cose diverse. Magari adesso altro editore sardo spuro. Allora, facciamo questa prova. Sul libro Essidi, Sammatessi die, in sardo e in italiano. Essidi in due collezioni diverse, con Sammatessi prezzo e Sammatessi quantitate. Sa distribuzione ad adesso Sammatessi in tutta la Sardegna. Cherzo bierde, calieste, su libro che ende de Bruso, questo sardo o questo italiano. E ho applasato questa cifra a l'autore, che mancari che narra a tutti. Io, questo siamo dunque a un anno, in pratica, di grande stessio sul libro. Dunque, questo è sa prima sono dati fonti di lampada, dunque di qualche dia, un mese. E io vi ho sicuro del suo risultato. Poi andare in italiano mi piace vincere facile, però non siamo sfidando di queste cose, di questa scoppia ben di si presentata. Poi Giovanni Francisco non è una persona leale che rende sul libro in sardo. Dunque, se l'esperimento non poteva andare bene, l'esperimento si deve fare a parità di condizioni, no? Dunque, se l'esperimento come è fatto, manco sul primo anno, possiamo dire chi arriva da Savine,
600 scoppia che abbiamo fatto. Tornare in Italia, questo fu un dato ufficiale, su 60% dei suoi titoli schiesenti, in pratica non è nuda. Quando non si ende nuda, che renare chi endente, kentu in banta coppia, fallimento. Sa parte manna del suo libro schiesenti in Italia, funti fallimento, questo funti dato desista, no? Funti dato È una cosa, finché succede in altro luogo del suo mondo, però dunque a arrivare a Chimbigento coppia e por romanzo sono libri che endente de manco funti sono romanzo che è una concorrenza manna libri che endente de mila coppia funti vagos chi ne ende che in tu mila funti gusto de sa domo editoras in ue incominciano a fare questa pubblicità in su giornale, ne va in sa televisione, mancare a fura, no? Come te fai con sul libro di certo presentatore televisivo, su queste pubblicità fatta de Badas, è fatta apposta, e arrivare a 1 milione di coppie è una cosa fuori di questo mondo, che narra chi Mondadori può derogare 1 milione di coppie vendite da Peppon, qualche cosa commente che tu ortas in aria in prusu dessa produzione del suo libro in pubblicità. Dunque sa gente compra sul libro poi te in qualche maniera conosce sul libro ed è arrivata in sa conca dessa gente con suo giornale, sa televisione. Dunque sono libri che non tenente questa buona sorte, potremmo narrare, no endente. Come a vendere 500 coppie in Sardegna, che renarre, pocomente sul mercato editoriale, noi teniamo su 1,5% di assorbimento su mercato nazionale, dunque sì, in Italia si endente 100 libri, in noi si endente 1 libro e mezzo, è 1,8 a narrare la verità. Dunque facciamo 2 libri, che è già in media, poi sa proporzione della popolazione sarda non è diversa, ender 500 coppie in Sardegna che renarre, bisogna moltiplicare pochi in banda a livello nazionale. Dunque siamo fai dande de 25.000 coppie, chieste già media de brusu de cussu chi ende un libro mediamente in Italia. Beh, penso mi fermo in no. Grazie a tutti. Se non era autori. No, la cosa che mi commuove, no? Perché quello che dice Francesco, cioè io faccio la manfrina quando faccio le presentate che porto i libri in sardo ma non quelli in italiano, non è vero, è una bugia, è un bugiardo lui. La cosa che commuove è che alla fine dei conti ha venduto più in sardo ma non in italiano, ha venduto più di 52 copie, non è 20% di differenza, e cioè vuol dire che il sardo ha attirato. È bello, insomma, è una cosa che sono 332 in sardo e 270 in italiano. No è male, non è male sempre no, Sì, è 25.000 copie, è un libro. Sì. Grazie.